Buonasera a tutti, benvenuti, quinta puntata di Effetto Friuli Giovani. Oggi parliamo di politica, giovani e politica. Il tema è caldo ed è, direi, perfettamente in tema. Siamo all'indomani di elezioni molto importanti, forse per certi aspetti le più importanti del dopoguerra ad oggi. In quanto siamo in piena crisi economica, è uscito un quadro politico, come voi tutti sapete, piuttosto confuso. Si parla di ingovernabilità, ci sono tre grandi partiti, PD, PDL e questa grande novità che è la lista Grillo. Più che parlare di aspetti prettamente politici, ci interrogheremo sul mondo giovanile, se la politica gli interessa, se il mondo dei partiti è pronto per un ricambio generazionale. Insomma, chiederemo l'opinione dei giovani in relazione proprio alla politica. Io passerei immediatamente la parola ai nostri ospiti, entrando nel vivo della trasmissione. Presento subito il professor Marco Cucchini, docente dell'Università di Trieste. Buonasera professore, buonasera, grazie di essere qui. Io le faccio subito una domanda in tema. Mi sembra che, è sembrato a molti commentatori, che da queste elezioni sia scaturito da parte dell'elettorato una grande necessità di trasparenza e di partecipazione. Ad esempio la lista Grillo si fonda sul concetto, no, dove ognuno deve contare, anche se è un po' strano, no, questa idea di democrazia diretta dove poi in realtà la baracca è diretta da due persone dentro una casa, ma diciamo così, passiamola questa idea di partecipazione. Ora, il ricambio che è avvenuto oggi è un ricambio considerevole e io le chiedo, il politico deve essere un professionista oppure un competente oppure la cosiddetta casalinga di Voghera, diciamo il ceto medio, il disoccupato, l'operaio, il professionista possono improvvisarsi parlamentari direttamente? Beh, la prima cosa da dire è che c'è sempre il gusto per la novità. I ragazzi mi sembra che siano abbastanza pratici di studi classici e quindi andando all'indietro io ricordo spesso i consigli elettorali che il fratello di Cicerone dava al fratello che era candidato per il consolato e tra i vari consigli diceva ricordati di dire che sei un uomo nuovo, perché questo bisogno di novità c'è sempre stato ed è costante. Però l'idea della professionalità legata alla politica è un'idea che io per certi versi, andando controcorrente, un po' difendo. Il problema non è se il politico è un professionista nel senso che è un mestierante. Il problema è se il politico ha una visione d'insieme fatta su cultura, fatta su preparazione, fatta sulla capacità di pensare non solo per le prossime elezioni, ma per la prossima generazione. Allora, in questo caso, ben venga il professionismo. Io non so se i ragazzi studino il tedesco, però c'è un classico del pensiero di Max Weber, in realtà un libricino molto breve, che si chiama Politik als Beruf, la politica come professione. Il punto è che in tedesco Berufen vuol dire due cose, svolgere un mestiere, tipo il meccanico, e avere la vocazione, Berufen, essere chiamati. Il problema è nel professionismo se tu fai un mestiere o sei una vocazione. Se hai la vocazione ben venga. È che forse ai cittadini è parso che abbiano la vocazione a prendersi uno stipendio. Simone Bressan, vice segretario provinciale del PDL, giovane ma già affermato e importante membro del PDL regionale. Simone, stessa domanda, fai tu una considerazione. Ma insomma mi pare evidente la necessità di aprirsi alla partecipazione. Io faccio un po' di autocritica rispetto al mio partito perché insomma non parlo mai in casa d'altri. Beh, ti abbiamo chiamato per questo, sì, perché immaginavo, sei uno spirito libero, dai. Immaginavo. È evidente che il nostro movimento ha sofferto in queste elezioni, forse più che nelle elezioni precedenti, una sorta di chiusura della sua classe dirigente verso un istinto di autoconservazione. Abbiamo pagato questo nelle urne con un grande contributo di voti di centrodestra che sono finiti alla lista di Beppe Grillo. Meno di quello che era stato previsto. Meno di quello che era stato previsto, sì, direi proprio di sì. Però insomma un passaggio di voti c'è stato, se siamo passati dal 48 al 29 in 5 anni, qualcosina evidentemente... Più o meno 7 milioni di voti, sbaglio? 7 milioni di voti non sono tanti, pochi, sono quasi l'intera Lombardia che si è trasferita.
Diciamo che quando guardi Beppe Grillo guardi un grande fenomeno di partecipazione, che poi questa partecipazione sia reale o soltanto una gigantesca finzione come prima facevi notare tu, questo è un altro piano su cui dobbiamo ragionare, però che il tema dell'uso della rete, del coinvolgimento costante degli iscritti e dei militanti in Beppe Grillo ci sia, mi pare un tema evidente, e su questo soprattutto il centrodestra, che non si è mai aperto convintamente allo strumento delle primarie, che se usato bene è un grande strumento di innovazione, il centrodestra una riflessione seria al suo interno la deve fare. Sì. La deve fare. Grazie Simone. Allora, Andrea Lerussi, segretario provinciale del Partito Democratico, anche lui giovane, è già importante membro del Partito Democratico, a testimonianza, abbiamo qua due giovani, a testimonianza del fatto che forse i giovani qualche spazio riescono a trovarlo se vogliono. Anche a lei stessa, diciamo, domanda, prego. Buonasera a tutti intanto. Sicuramente queste elezioni hanno determinato appunto un risultato eclatante da un certo punto di vista, ovvero il fatto che si è manifestata, almeno anche secondo il punto di vista di diversi opinionisti, quella che era un po' una latenza da parte dei giovani, da parte di determinate parti della società, che si diceva ma com'è la situazione talmente critica e talmente negativa che i giovani non si fanno sentire, nessuno dice niente, nessuno si indigna. In realtà poi il voto, diciamo, che ha avuto Grillo è stata, penso, una delle manifestazioni più forti che poteva avere questo tipo di sentimenti. E questo... Ha sorpreso anche voi un po', no? Sì, sicuramente ci ha sorpreso, eravamo consci, soprattutto nelle ultime settimane, che il movimento di Grillo aveva un appeal fortissimo e che stava recuperando voti a chiunque, noi inclusi. Quindi quell'elettorato è in parte di centrodestra, in parte di centrosinistra in realtà? Sì, Mi sembra di capire. Sì, ma io penso che sia in larga parte un elettorato, diciamo, da condividere tra un astensionismo che si è creato nel tempo di gente che era sì di centrosinistra, sinistra, che non andava più a votare, una parte invece di attivi anche nostri e una parte anche provenienti dal PDL. Invece circa l'altra domanda, quella diciamo del professionismo o meno della politica, il problema è anche lì il punto in cui siamo arrivati, perché siamo arrivati ad un punto talmente basso, di tale distacco dei cittadini dai politici, che la gente non sopporta più neanche, tra virgolette, quello che gli viene dato al consigliere comunale del paese per il rimborso chilometrico per andare. Assolutamente. In passato non ricordo ci fosse questo tipo di critica da parte dei politici, perché evidentemente era una classe politica che si meritava di più la fiducia dei cittadini. Però mi sembra di capire che dalle sue parole che forse c'è una deriva un po' demagogica, mi sembra di avvertire dalle sue considerazioni. Ma sicuramente quando ci sono situazioni di crisi poi c'è chi ne approfitta, diciamo. Il problema è che la politica, o almeno chi cerca di fare politica in maniera più seria, deve fare dei sacrifici maggiori per riconquistare la fiducia. Non può pensare che siano i cittadini, che sia la gente ad accorgersi che c'è questo populismo. Insomma. Grazie. Nino Moro, buonasera. Buonasera. E come valuti questa esigenza che pare scaturire dalla società di partecipazione attiva, diretta? Nino. Partecipazione attiva non sono proprio tanto sicuro di questo. Comunque c'è una partecipazione, c'è stata una partecipazione. Però vorrei sottolineare una piccola cosa. Ieri è morto Stéphane Hassel, che aveva scritto un libro nel 10, importantissimo, Indignatevi, e mezza Europa si è indignata in questo periodo. L'anno scorso aveva anche scritto un libro che era Impegnatevi. Ecco, mi pare che non proprio mezza Europa si sia impegnata in questo senso. Mi pare che quello che è avvenuto sia più sull'onda dell'indignazione che sull'onda dell'impegno. Non so, tutti a casa, poi si vede che fino a 40 anni i giovani se ne stanno a casa proprio, non è che solo i politici devono andare a casa, dovrebbero andare a impegnarsi in maniera più attiva. Quindi tu sei un po' critico relativamente al mondo giovanile? Non tanto sulla rete, ma non tanto in piccole questioni, non so come hanno un nome inglese che adesso non mi viene su, si ritrovano a discutere fra di loro, ma ecco, avere un impegno più profondo. È stato anche questa cosa qua paragonata al 68 in questi giorni. Io non credo proprio che sia una cosa così. Credo comunque che sia un inizio, e se va verso l'impegno
e È credo tutto da che vedere, sia insomma. importante. Grazie Nino. Stiamo subito ai ragazzi. Andrea voleva dire qualcosa. Cosa vi aspettate voi dalla politica? La politica deve essere proporre un ricambio generazionale, è sufficiente, Andrea, il ricambio generazionale, una partecipazione di questo tipo, oppure c'è bisogno d'altro, Andrea? Innanzitutto io penso che queste elezioni siano in qualche modo un segno della crisi di una politica. E dall'altra parte sicuramente quello che emerge è il Movimento 5 Stelle e un'apparente idea di fare politica in modo diverso. Quindi ricambio generazionale, giovani in Parlamento, no ai vecchi partiti. Io mi occupo di politica in molti aspetti, dalle questioni studentesche, alla questione dell'autogestione degli spazi sociali, TAV, questioni carcerarie, eccetera. Non mi occupo di partitica, non credo alla partitica, ma non credo nemmeno in un movimento come questo, in cui, come si diceva prima, si scade sicuramente nel populismo, in un partito in cui da un lato si apre a Casa Pound, dall'altra parte abbiamo elementi di sinistra o estrema sinistra. È ovvio che l'unico scopo è quello di poter unire tutti, ma unire numeri che cosa? Perfetto. Della critica ai tagli dei politici, ma di nient'altro. Quindi la pars destro sicuramente c'è, è molto forte, e quella Costrons ovviamente è invisibile. Benissimo Andrea, passiamo velocemente alla nostra vecchia conoscenza, il nostro carissimo amico Stojan. Buonasera. Io farei una critica di un altro tipo. La politica italiana si basa su ideologia. Ormai i partiti tra di loro sono contrari a una legge solo perché l'altro partito l'ha proposta. In tutta Europa si sta facendo una politica di idee, cioè se un'idea va bene viene votata indifferentemente da destra, sinistra, centro. In Italia non è così. In Italia se il PD fa una legge, il PDL, a prescindere da cos'è quella legge, non lo vota, chiaramente anche dall'altra parte. Non si guarda i programmi, Stojan. Perché Grillo ha avuto così tanto successo? Perché ha saputo sfruttare in questo momento la fame. Come in Grecia è stata sfruttata la fame e è arrivata Alba Dorata, così è stata sfruttata in Italia. È la stessa cosa, non c'è nessuna differenza. Ma io vorrei chiedere, prima di magari Andrea voleva ribattere un attimo, io volevo avere una reazione se dai ragazzi, o comunque insomma, l'idea appunto se il politico lo può fare, diciamo appunto il cittadino qualsiasi, che è un po' questo il messaggio, no? Che è emerso anche all'interno del Movimento 5 Stelle, oppure se è una professione, insomma. Vorrei sentire un po' qualcuno che intervenga su questo. Prego Davide. Si è parlato molto di ricambio generazionale in questi anni, però il ricambio generazionale è una cosa che va gestita con responsabilità e solo il politico professionista in questo senso sa gestire un ricambio generazionale, perché si è visto il risultato di chi propone grandi rottamazioni, grandi ricambi generazionali, cercando di candidare persone che spesso non sono competenti è la parola giusta. Quindi in questo senso la professione del politico si contestualizza. Il cambio generazionale c'è sempre, ci deve essere, il ricambio per la freschezza, per una questione di contenuti. Però una condizione sine qua non è la responsabilità della classe politica e quindi l'esperienza. Quindi il politico è professionista in questo senso. E questa è una condizione imprescindibile secondo me. Però questo movimento ha preso un largo consenso proprio invece portando gente comune. Era questo l'aspetto, diciamo, positivo. Poi un altro aspetto che forse, passo la parola a Cucchini, volevo sapere se la convinceva, prima di andare poi in pubblicità. Una delle norme importanti del movimento grillino, su cui ha fatto grande presa anche evidentemente l'elettorato, è stato che un candidato può svolgere solo 2 mandati, no? Dopodiché non può più fare politica. Cioè io faccio il consigliere comunale a Udine, dopo mi trasferisco a Catania, ho chiuso con la politica. È demagogia oppure è, diciamo, un mezzo estremo per favorire il ricambio politico, professore? Allora, fermo restando che quando sento i ragazzi che sono molto brillanti, mi verrebbe voglia di interloquire, magari poi lo faremo. Il tema del ricambio è un tema classico della politica, ma non l'ha inventato Grillo. Nella Prima Repubblica i partiti strutturati, penso alla Democrazia Cristiana o al Partito Comunista, tutelavano la leadership, la dirigenza, ma c'era il limite dei mandati. E il limite dei mandati non veniva sbandierato più di tanto perché si dava per scontato. La faccio continuare dopo, professore, che dobbiamo andare in pubblicità. Non mi dimentico. Pubblicità, prego.
cosa si dice? Buonasera, continuiamo a parlare di politica. Aurora, cosa vi aspettate? Cosa si aspettano i giovani dalla politica? Tanti cambiamenti. Intanto per me potrebbero andare la maggior parte a casa dei politici. Cioè, sono drastica, però... Abbiamo capito cosa hai votato, Aurora. Dai. No, io non ho votato, sinceramente, non posso, quindi non voto. Però penso che intanto bisogna analizzare innanzitutto se le piazze erano piene per Grillo show o per Grillo politico, che c'è una bella differenza. Ma la politica si fa nelle piazze o nelle stanze? No, si fa anche nelle piazze, perché la gente, cioè alla fine per me la politica è la rappresentazione del popolo, quindi devono essere più attaccati a noi, devono avere un rapporto Più diretto? Più diretto, secondo me, i politici, e non fare i superiori, stare lì in Parlamento, nei propri uffici e non farsi mai vedere, perché la maggior parte dei ragazzi, almeno quelli che conosco io, se io chiedo un nome o dico un nome di un parlamentare, loro mi dicono chi è questo, ed è la realtà. E poi volevo dire che secondo me non c'è tanta crisi economica, cioè è maggiore la crisi politica in questo momento, perché noi non ci sentiamo né rappresentati, non crediamo più alla politica, e tantomeno, cioè, si diceva prima che è stato un boom comunque anche di voti, molti non si aspettavano, tanti altri si aspettavano che Grillo avesse tutti questi voti, ma secondo me è stato anche come una dimostrazione che la politica deve cambiare, deve trovare un punto di risoluzione nuovo. Un messaggio. Professore, l'avevo interrotta, le chiedo scusa, può chiudere... No, non c'era nulla si parlava del ricambio, dicevo che i partiti storici ponevano il limite dei mandati al loro interno e comunque c'erano, la differenza importante tra la prima Repubblica, la prima metà della seconda Repubblica e questa fase di stracco declino è che comunque esisteva una modalità di verifica dell'operato del parlamentare, che era il voto di preferenza o la vittoria nel collegio elettorale, cioè l'uscente si ripresentava al giudizio popolare. Adesso c'erano anche le preferenze multiple dove si spartivano il consenso in maniera clientelare, però, professore. Ma a volte clientelare, a volte non clientelare, nel senso che le preferenze, come ogni strumento, possono essere usate in modo buono o cattivo. Uno con un coltello può pugnalare una persona, ma anche intagliare il legno e trarne una statua meravigliosa, dipende da cosa ne fa. Per esempio, io ricordo mio padre, che era politicamente mobilitato, si direbbe, era un iscritto a un partito, che come sistema usava tutte e tre le preferenze. Votava il capolista, votava il candidato più giovane della lista e votava una donna. Questo era il suo criterio standard. Quindi non era un criterio clientelare. Sul tema dello stipendio, i partiti avevano sempre imposto ai propri eletti di devolvere una quota dello stipendio per finanziare l'attività politica, che era attività vera, non era come ora le cene degli eletti, era una cosa un po' più complessa. Il problema è, lo diceva mi pare Andrea Le Russi pochi minuti fa, non è tanto il tema dello stipendio, dei privilegi o del numero dei mandati. Il problema è che non sei in grado di fare il tuo lavoro di parlamentare perché non ne sei capace. Perfetto, e non sei rispettato per questo. Ottimo. Sentiamo anche Simone Bressano su questo tema. Questa cosa dei 2 mandati, no? Questa attacco alla classe politica, questa richiesta in realtà di ricambio, confina con la demagogia nel modo in cui è stato posto, oppure è legittima questa richiesta, Simone? Forse un po' confina con la demagogia, perché è evidente, poi eravamo in campagna elettorale, quindi è chiaro, le posizioni sono esacerbate. Cioè, ti sembra normale che io faccio l'assessore a Udine, dopodiché mi trasferisco a Catania e ho chiuso con la politica? No, io però faccio un ragionamento diverso. Oppure che io sono un bravo assessore udinese e i cittadini vogliono che vada in Parlamento? No. No, ti faccio un ragionamento di questo tipo. Prego. Però tu fai per 2 mandati, quindi 10 anni, l'assessore a Udine. Ok, poi fai per 2 mandati il consigliere regionale. Tagliamo le province per un secondo, no? Sì, siamo favorevoli. Ok, siamo favorevoli al taglio. Al taglio, ok, sì. E hai fatto 10 anni in consiglio regionale, poi fai 2 mandati in Parlamento, hai fatti 10 anni in Parlamento, sei stato 30 anni in politica. Quello assolutamente credo che sia un tempo sufficiente per dire le cose che dovevi dire, per fare le cose che volevi fare. Se non sei stato capace di farle in 30 anni, è forse anche il caso che ti sposti e lasci spazio. Posso, solo un secondo, sentivo Stojan, dico bene, prima poneva il tema della contrapposizione ideologica tra partiti, che è un tema che c'è stato molte volte nel nostro sistema politico. È anche vero che noi usciamo da 1 anno e mezzo, 2 anni quasi,
di governo Monti, che è stato esattamente l'opposto di questo modello, cioè è stato un momento in cui le forze politiche con un senso di responsabilità si sono messe attorno a un tavolo per fare alcune cose. Io ritenevo fossero cose sbagliate, però va riconosciuto che fuori dalle dinamiche della campagna elettorale, cioè fuori da quest'ultimo mese e mezzo in cui si è detto tutto il contrario di tutto, c'è stato un momento in cui gli uomini che hanno rappresentato la Repubblica nei due rami del Parlamento ci hanno quantomeno provato a fare delle cose condivise per dire cerchiamo di uscire dalla crisi. Che poi non ci siano riusciti, qua mi ricollego al professore, è forse dovuto più all'incapacità che alla volontà. De Rossi. Ma su quest'ultimo tema è evidente che come Paese scontiamo questa eccessiva contrapposizione, insomma è chiaro. Insomma, sono sul ricambio, il tema del ricambio? Sul tema del ricambio sicuramente non è stato fatto a sufficienza, anche perché al livello più alto, che è poi quello che si è esposto in questa campagna nazionale, tutti hanno percepito, penso, uno scarsissimo livello di ricambio da parte dei partiti. Però la cosa che, diciamo, su cui mi trovo più in difficoltà, no, nella frase della ragazza che dice giustamente andate tutti a casa, no, vi posso trovare d'accordo sul giudizio, no, del passato, insomma uno non ha fatto, ha portato l'Italia a questo punto. Io proprio per questo, a questo mi riferivo. Sì. Cioè, noi siamo salvi. No, ma non per salvare noi, no, ma nel senso... Quella è l'analisi. Il problema è come risolvere questo problema, perché i partiti, cioè come sono entrato io, come è entrato lui, cioè un giorno ci siamo svegliati e abbiamo detto io aderisco a un partito e inizia a fare attività politica. Cioè questo deve essere fatto da parte di chiunque vuole questo tipo di cambiamento. Quindi. È stata una scelta molto importante. Quindi anche per lei mi sembra di capire c'è un po' di demagogia nella modalità. Prego, Stoian. No, io dovevo solo rispondere un secondo. Il problema del governo tecnico, dove ha detto che c'è stata una collaborazione tra partiti per fare qualcosa, magari collaborare almeno per fare un progetto, è stato uno solo. Si è sfruttato un momento di crisi per prendere decisioni che erano praticamente che influenzavano molto poco l'economia e comunque qualsiasi parte della politica, per poi in campagna elettorale dire no, io non sono d'accordo con lui, ma lo stesso che l'ha votato tipo fino a 2 settimane prima. E questa è l'ipocrisia dentro la politica che sta facendo male. È la stessa persona che dice no, guardi, io Monti non l'ho mai sopportato, ha votato la legge per i tagli alla scuola. Quindi una grande incoerenza, hai fatto bene a sottolinearlo. Giacomo? Salve, no, volevo tornare un attimo sulla questione del politico professionista o meno. Io non chiudo la possibilità che un politico non sia un professionista della politica, però pretendo come cittadino votante che questo futuro amministratore abbia le capacità tecniche, quel bagaglio tecnico che gli permetta di scrivere una legge, analizzare un problema economico, politico, sociale, eccetera. Anche perché se io chiudessi a prescindere probabilmente il risultato sarebbe togliere una grande risorsa alla politica che adesso probabilmente neanche ha bisogno. Giacomo, però questa competenza di cui tu giustamente senti la necessità e sottoscrivo, come si valuta, come si accerta? Secondo te quale sarebbe, diciamo, no? Cioè questo è un altro tema, no? Come c'è meritocrazia all'interno dei partiti, che è un temone di quelli, ed è una richiesta legittima che viene dai ragazzi. Insomma. L'analisi della qualità di un politico e quindi della sua competenza, della sua capacità deve venire in primo luogo da noi che siamo gli elettori e quindi una maggiore consapevolezza dell'elettorato di fronte a colui che andrà a eleggere. Quindi se io elettorato sono consapevole, sono formato, potrò giudicare la qualità o meno delle idee e dei progetti. Attraverso una maggiore informazione. Sentiamolo Lorenzo che voleva intervenire. Allora, sì, volevo dire che secondo me esistono sia politici competenti che politici, possiamo dire, incompetenti, però secondo me non è questo più il problema. Ormai, anche che abbiamo parlato di ideologia, l'ideologia almeno in Italia non ha più molto valore, poiché se prendiamo l'esempio prima di Weber, appunto abbiamo detto che il politico deve essere sia un professionista che uno che fa politica per vocazione, però ormai i politici secondo me seguono un'unica ideologia, che siano di sinistra, di destra o di centro, seguono nient'altro che l'ideologia del dio denaro. Ormai il denaro a comandare, e anche se ci sono politici competenti, che sicuramente ne abbiamo in Italia. Ma la caduta, Lorenzo ti interrompo, la caduta delle ideologie, diciamo, è un bene o un male, secca come risposta? Sicuramente un male. Sicuramente un male, magari dopo ci ragioniamo insieme, abbiamo già una telefonata in linea. Buonasera. Buonasera, sono Concetta Iva di Gonars, vi seguo da alcuni minuti. Volevo un momentino confrontarmi con i ragazzi sul soggetto Matteo Renzi. Dunque, io sono un ultrasessantenne e sono circondata da persone di diversa età, diversa tendenza e diversa appartenenza
che avrebbero votato Matteo Renzi. A proposito poi di schieramento ideologico, sì. Che cosa succede? Succede che l'establishment e chi aveva la tessera del vecchio partito ha combattuto Matteo Renzi e non gli ha dato le elezioni alle primarie. Vabbè, gli errori si pagano, no signora? Esatto, ma volevo capire dai ragazzi se Matteo Renzi per loro poteva essere un'innovazione, uno slancio verso il futuro, un modo brillante di affrontare la politica con una certa spregiudicatezza a favore del bene del paese. Signora, anche perché mi sembrava un approccio post-ideologico, non so se è Esatto, d'accordo. esatto. Perfetto, grazie signora, molto Buonasera. gentile, buonasera. Mattia voleva intervenire su questa considerazione. Grazie signora, prego. Sono pienamente d'accordo con la signora a casa, secondo me Matteo Renzi rappresentava una risorsa che il Partito Democratico, possiamo dire, ha buttato via, facendo prevalere la volontà dell'apparato di partito su quella di quelle persone che al ballottaggio alle primarie non hanno potuto votare. E quindi sono pienamente d'accordo e sostengo che se Renzi fosse stato il candidato del Partito Democratico al posto di Bersani, sicuramente il Partito Democratico avrebbe ottenuto risultati più soddisfacenti. Mattia, ti faccio subito, quindi tu sei, da quello che capisco, critichi l'andamento delle primarie perché a tuo avviso dovevano partecipare tutti. Ho capito, quindi una chiusura a tuo avviso. Andrea voleva commentare, prego. Sì, mi pongo in un'altra linea, non credo che Renzi sarebbe stata un'innovazione, certo più giovane, ma per ricollegarmi alla questione dell'ideologia di cui si è parlato prima, sicuramente partiti come il PD, eccetera, o anche lo stesso Grillo, sono partiti post-ideologici e questo forse è il limite, lo evidenziamo già prima in Grillo, un partito in cui si cerca di fare una mucchiata di elementi dall'estrema destra alla sinistra passando per il centro, per i moderati, per il liberale, ovviamente non potrà prendere decisioni su temi importanti. Renzi si allinea perfettamente con una posizione che è quella di Bersani su un sacco di questioni, dalle questioni sindacali, dalle questioni per esempio le grandi opere, la TAV, su un sacco di questioni del genere. Lui si colloca perfettamente in linea con la linea che è quella del PD o che è quella di Monti. Non è la questione quanto sia grande o vecchio o giovane un politico. Dici c'è continuità, diciamo, programmatica e tutto il resto è apparenza. Giacomo? Io penso che il valore di Renzi fosse proprio il non essere allineato con le politiche classiche del PD e di Bersani, ad esempio sul tema del sindacato, che è uno dei grandi problemi, secondo me, dell'apparato del centro-sinistra classico. La legislazione del lavoro, no Giacomo? Sì, esatto, con la legge Ichino aveva all'interno persone competenti. Secondo me la cosa bella delle ultime primarie è stata proprio questa, cioè il fatto che con una persona carismatica come Renzi, che riusciva a far partecipare, anche a far sognare le persone, si riusciva a parlare di idee e contenuti. E quindi si parlava, ad esempio, come citava il prof, la riforma del lavoro, queste idee qua, anche sulle civil partnership. Si tornava a parlare di contenuti in maniera quasi trasversale, visto che si diceva inutile ideologia e demagogia, quindi penso che fosse assolutamente positivo. Giacomo, ti interrompo, andiamo un attimo in pubblicità, poi dopo mi sembra che emerga questa questione dell'importanza dell'ideologia e passerò la parola agli ospiti per continuare a discutere. Pubblicità, grazie. Buonasera, è emerso il tema dell'ideologia. Mi sembra di capire che ci sono segnali contrastanti. Da una parte la morte dell'ideologia, dall'altra il rimpianto per le ideologie. Professor Cucchini, abbiamo bisogno di ideologie oppure no? Beh, allora, l'ideologia è un po', innanzitutto chiariamoci sul termine. L'ideologia è una sorta di chiesa. Uno ha un'appartenenza ideologica in quanto tende a spiegare tutti gli aspetti della realtà sulla base di un denominatore comune che gli dà le risposte, che gli abbatte i costi dell'informazione, come si suol dire. Io non devo più informarmi troppo sulle cose, c'è una risposta per tutto e questa mi viene dall'ideologia e che ti dà un senso di appartenenza e anche un certo calore, una certa passione. Io non sono favorevole alle ideologie e non credo di avere una mentalità ideologica. Non credo però, e mi sembra che in questo un po' i ragazzi tendono a caderci da quello che ho sentito, che tutto sia risolvibile solo in chiave tecnocratica. Cioè è importante che il ministro dell'istruzione sappia di scuola, è importante che il presidente della Camera dei Deputati conosca il regolamento della Camera, è importante che il ministro del Tesoro sappia... Però ci vuole anche un'idealità. Però ci vuole anche un minimo di cuore e una visione che tiene tutto assieme. Ho capito.
sono convinto che su questo Nino Moro è d'accordo. Prego, Nino. Scusate, no, io credo che l'ideologia sia un insieme di valori con un certo orientamento e anche una visione, insomma, che sintetizza un mondo che si vuole realizzare. Poi è una roba molto chiusa, no, ma insomma io credo ancora che abbia senso una sana destra e una sana sinistra e che la visione di sinistra, ovvero una visione dove al centro non è l'individuo ma il sociale, la società, la collettività, credo che abbia ancora un grande senso. Detto questo, ecco, il problema al giorno d'oggi è questo, insomma, anche. Nel 68, quando le ideologie erano fondamentali, i giovani occupavano degli spazi. Adesso i giovani sono costretti a non potersi occupare, cioè tolto loro la possibilità di occupazione. Quindi è evidente che adesso si deve essere più concreti e si deve combattere o si dovrebbe lottare per qualcosa, ecco, che non è la fantasia al potere, ma è un nuovo potere che apra spazio al giovane che è tagliato fuori da 2 o 3 generazioni. Grazie Nino. Sentiamo i ragazzi, cioè, a mio avviso questa è una generazione post-ideologica, insomma, per dirla, no? Questa è una generazione che sono nati negli anni 90, il muro di Berlino è caduto. La mia esperienza, diciamo, professionale, il mio contatto col mondo giovanile mi dice di una generazione per la prima volta veramente lontana dalle grandi ideologie del Novecento, che, condivido quanto ha detto il professor Colchino, dal mio punto di vista è un aspetto positivo perché più contenutistico. Però volevo sentire il ragionamento, l'opinione dei ragazzi, per chi vuole intervenire. Sentiamo Giacomo o altri, prego. Prego. No, penso che bisogna avere ben chiaro che debbano coesistere due livelli, cioè quello di una visione lunga, a lunga distanza, insomma anche utopistica magari, ma che ci faccia camminare in una direzione ben chiara, però anche avere bene chiara l'idea che il giorno dopo le elezioni fare politica significa governare e amministrare, quindi ci debba essere anche un lato tecnico nella politica, anche ricollegandomi al discorso sulla professionalità o meno della politica. Però sì, avendo ben chiaro anche il pensiero lungo, il sogno finale. Quello che diceva il professor Cucchino. Prego, professore. No, su questo è indiscutibile, però ci sono degli aspetti che sono esclusivamente valoriali, che toccano la vita degli individui, cioè dire c'è il divorzio o non c'è il divorzio, dire c'è il testamento biologico o non c'è il testamento biologico, non è un fatto tecnico, è un fatto etico. Però professore, posso interrompere sì, al volo proprio? Così come il modello di sviluppo? Sì, ho capito. Allora ditemi una cosa, ci sono 2 membri di 2 partiti che sono contrapposti, una cosa secca che vi divide, le Russi, visto che il professore ha messo questo in campo. Una cosa che si divide con il... dal PDL. Il tentativo in tutte le politiche, in tutte le idee che portiamo Precisa, avanti. Sì, non lo so, più appunto, è stato detto prima dal professore, la ricerca di non una soluzione individuale ma di una soluzione collettiva. Posso interromperla? Nessuno può rimanere Io dietro. Le dico, questo mi suona di parole, questo è quello che stai dicendo. Sì. Le dico dal punto di vista di governo, sì, una cosa pratica, chiara, comprensibile da chi ci ascolta da casa, che vi divide e che dice, vabbè, cavolo, non possono proprio stare insieme sti 2, ce le può dire? Sì, ma non so, ma c'era il conflitto di interesse per dirne uno. Partendo dalla banca MPS? Partendo dalla banca MPS, certo, quindi uscite dalle fondazioni, va bene, perfetto, questo vi divide. C'erano anche i temi dei diritti, cioè ce ne sono N specifici, ma secondo me ce ne vuole uno ideale. No, ma nel senso che se vi divide, stai buono, Nino. Non segna porta vuota. Se vi divide, ti darò la parola quando ti darò la parola. Se vi divide questo aspetto, la questione diciamo va posta a 360 gradi. Quindi certo.
Ne siete perfettamente consapevoli. Perfetto. D'altronde usciamo anche da un risultato, scusa, da un risultato elettorale in cui alcune cose che non abbiamo detto e non abbiamo fatto ci sono state fatte pagare, voglio dire. Benissimo, quindi sì. benissimo. Simone Bressan. Io ne butto lì due, ma così è. 1, il ruolo dei sindacati. 2, l'articolo 18. 3, dico la terza, la libertà sulla scelta educativa. Queste sono 3 cose. La terza, scusa? Le libertà sulle scelte educative. Sono 3 cose, secondo me, su cui tendenzialmente centrodestra e centrosinistra, anche quando governano a livello locale, tendono a dividersi. Perfetto. Davide. Bene, è stata molto interessante l'osservazione di prima, secondo cui l'ideologia è quasi una chiesa, come una scuola di pensiero, che permette di fungere da metodo di giudizio sui sistemi reali, sulla realtà. Il punto è, ogni atto politico si contestualizza in un'ideologia, bene o male, più o meno, e questo è intrinseco al senso stesso dell'atto politico. Però spesso, al giorno d'oggi, anche se questa, come è stato detto, può essere considerata una generazione post-ideologia, troppo spesso l'ideologia compromette la visione storica delle cose, cioè l'affrontare il problema in maniera logica e razionale, perché appunto, essendo una scuola di pensiero, quasi una chiesa, come è stato detto, porta a vedere la realtà e la cosa in una maniera leggermente distorta, non esattamente razionale, secondo me. Quindi è quasi un problema da questo punto di vista. Prego. Altri? Diciamo che sono d'accordo con quello che ha detto lei, professore, in quanto questa nostra generazione è prettamente post-ideologica. Sì, l'ideologia ci vuole, la destra, la sinistra, ma secondo me abbiamo bisogno più di efficacia, di fatti, perché rischiamo che la politica diventi troppo astratta. È un'altra questione che volevo analizzare anche prima, che c'è un distacco molto grande fra i giovani e i politicanti. Noi giovani abbiamo bisogno di spiegazioni, di concretezza e non solo di ideologie e belle parole. Ci vuole, ma ci vuole il giusto mezzo. Perfetto, Sara. Mirko? Sì, è vero, noi giovani siamo un po' distaccati, alcuni di noi, dalle diverse ideologie. Ma cosa vuol dire un'ideologia in politica? Un'ideologia corrisponde ad un partito distinto dagli altri? Deve essere così, perché se 2 partiti hanno la stessa ideologia si fondono e sono lo stesso partito. Il problema è che noi adesso in Italia abbiamo tra nord e sud più di 200 partiti e all'estero ci prendono in giro per questo, mentre negli Stati Uniti o voti uno o voti quell'altro, qui i voti si perdono nei partiti minori, in alcuni comuni Fiamma Tricolore prende il 30% e per questo l'Italia è ingovernabile. Ci sono ideologie diverse che... La mia analisi un po' diversa, diciamo, capisco la tua argomentazione, però mi sembra che gli italiani abbiano in realtà votato per un bipolarismo, o forse meglio oggi per un tripolarismo, abbiano concentrato i voti. Un attimo professore, sentiamo prima Stefano. Prego Stefano. Volevo giusto tornare sul concetto di ideologia, nel senso che abbiamo detto che siamo una generazione post-ideologica. Sì, può essere vero, però il voto lo si dà a destra o a sinistra, che in fin dei conti c'è una determinata ideologia a destra o a sinistra. E allora come superare l'ideologia? Mettere tutti dentro una grande pentola e dire esprimere solo le preferenze, quindi esprimere soltanto il pensiero di una determinata persona? Perché per superare un'ideologia soltanto così è possibile, altrimenti come si fa? Cioè, altrimenti io posso esprimere di sicuro una preferenza all'interno di un determinato partito, ma il minimo comune denominatore è sempre quello. Ma quella distinzione che hanno fatto le Russi e Bressan, diciamo, non ti è bastata? No. No? Perché? Perché? Indubbiamente ci sono delle differenze che ovviamente palesi che diversificano i 2 schieramenti, però lo stesso schieramento, cioè il Partito Democratico, tutti i membri del Partito Democratico si riconoscono in un determinato pensiero, tutti i membri del PDL pure. E allora io dico, in Parlamento, in comune, in provincia, quello che si vuole, in fin dei conti tutti i membri di un partito saranno chiamati a votare per l'ideologia di quel determinato partito. Va bene, grazie Stefano. Abbiamo un'altra telefonata in linea. Prego, sì, prego. Buonasera, Buonasera. Daniele Menazzi. Buonasera. Buonasera a tutti. Io lavoro in un ufficio postale. Sì. Ho sempre votato PDL. Sì. Però da quando mi sono accorta che venivano i vecchietti a chiedere i soldi dell'IMU,
qualche giorno prima delle votazioni, il disgusto è stato talmente forte che io ho votato il PD. Secondo me Berlusconi una cosa del genere non doveva dirla, perché gli anziani sono labili, fragili e vivono con 500 euro al mese, e quindi a fare quelle promesse che poi non sono mantenute. Ecco, io come le dico, ero che votavo sempre PDL, ma stavolta ho votato PD. Non le ha dato ugualmente fastidio il fatto che Bersani abbia promesso il taglio del ticket sanitario? Mi ha dato fastidio anche quello, però per lui però meno. In ospedale non sono... Però non lavorava in ospedale. Sì. No, io dico che lavoro in posto, ho visto a venire dei vecchietti che riuscivano a stento anche a camminare, a chiedere i soldi dell'IMU, quindi la cosa mi è molto... Quindi troppa demagogia, signora, no? Quindi guardi, sono tutti uguali, ecco. Grazie. Pensano per la sedia. Grazie signora, grazie signora, arrivederci. Andrea, prego. Sì, le distinzioni tra PD e PDL le vedono probabilmente solo i loro membri, perché non possono ammettere di essere uguali. E secondo me non è che c'è un'assenza totale di ideologia, forse ce n'è solo una, che è quella forse liberista o quella europeista. Magari. La critica non era sull'ideologia, per quanto io non la condivida, ma sul fatto che secondo me non c'è una distinzione. Ci sono un sacco di persone, probabilmente di un'altra generazione, che credono che il PD sia un prolungamento dell'ex PC. Non è così. E sulla questione dell'ideologia, in parte condivido la definizione dell'ideologia come una chiesa, nel senso che forse per molte persone è così. Io personalmente mi ritengo una persona con un sistema di ideali molto forte in cui credo. E questo però non è che lo vedo come una chiesa che mi dà già le risposte senza dovermi interrogare su queste. Prima di tutto mi ritengo un libero pensatore, sono giunto a questi ideali per conto mio, di conseguenza mi riconosco in determinati valori che, vabbè, io lo ammetto, sono libertario, sono anarchico, ho alcuni filosofi di riferimento, ma questo non fa di me una persona che non ragiona e cerca la risposta solo nell'ideologia. Perfetto Andrea, chiarissimo. Pubblicità e ci vediamo tra poco. Grazie. Buonasera a tutti, la nostra superstar Stojan. Oh, grazie. No, io volevo dire che purtroppo tra i ragazzi, anche io faccio parte di questi ragazzi, c'è tanta ipocrisia, tanta ipocrisia. Perché? Perché un ragazzo che dice no, io non mi riconosco in un'ideologia, è lo stesso ragazzo che dice non collaborerei mai con un partito di estrema destra o sinistra, dipende da che parte della politica è. Non è vero. Ormai in tutta l'Europa c'è un'idea che se l'estrema destra fa una proposta di legge logica che può aiutare il paese, si vota. In Italia non succederebbe mai. Tanti ragazzi dicono questo, in particolare. Quindi vabbè, quindi praticamente c'è una... No, senza far polemica, la posizione è chiara, c'è troppa ideologia. Giorgia mi sembra volesse intervenire, prego. Che aveva proposto lei prima dell'energia. Beh, secondo me gli italiani, come ha messo forse anche dalle elezioni, non è che hanno tanto bisogno di un'ideologia particolare, ma hanno bisogno di poter credere. Scusate, se studiamo al microfono, per favore. Ma penso che abbiamo più bisogno di un partito in cui credere, qualcuno che ci possa dare delle concretezze. Alla fine siamo cioè l'Italia è in crisi e si sa, e abbiamo bisogno di respirare, quindi piuttosto che di ideologia abbiamo bisogno di fatti. E ho capito. Forse anche per questo è emerso il partito di Grillo, perché nonostante non fossero... molti criticano il fatto che non abbia dato delle... risposte concrete. Esatto, però? Almeno l'idea di base, cioè il modo in cui parla mi sembra molto concreto. Cioè, comprensibile da tutti. Esatto. Hai ragione, questo è un aspetto secondo me molto importante. Stefano voleva dire qualcosa? Cioè, volevo giusto chiedere una cosa, proprio all'ultima ragazza che ha parlato. Nel senso che abbiamo detto che abbiamo bisogno di fatti, sì è vero, però torniamo sempre lì, cioè dobbiamo votare qualcuno, votiamo Grillo perché parla bene a tutti, cioè perché urla in piazza? Per me no. Cioè anche lì io potrò votare Grillo dopo che ha dimostrato qualcosa, magari in Parlamento, sì,
però non a priori perché urla e grida in piazza e perché propone di cacciarli tutti in fin dei conti, non ci si può limitare a questo. Bisogna essere più costruttivi. Nino Moro, c'è una... Prima sentiamo Nino Moro, poi sentiamo Giorgia. Emerge, mi sembra di capire, una mentalità, insomma, che da parte dei ragazzi che chiedono fatti. Cosa ne pensi tu? Allora, se i fatti sono uscire dall'euro, non mi pare che siano grandi fatti. Credo che sia così però, e credo che sia da distinguere un pochettino Grillo dal Movimento 5 Stelle. Credo che il Movimento 5 Stelle sarà misurato da quelli che l'hanno votato attualmente, adesso, sulle scelte che farà. Nino, però mi sembra, chi fa le scelte? Il Movimento o Casaleggio e Grillo? Io spero che lo faccia il Movimento, difatti stanno cominciando, almeno io non frequento i blog vari, ma mi pare che stanno cominciando a dire qualcosa, a orientarsi, a protestare anche per il fatto che ti dice non devi parlare. Come non devi parlare? Adesso che sei eletto devi sono democratici, devi prendere posizione, certo. Insomma. Credo che lì si misurerà e non credo che se si ritorna a votare subito dopo una scena, uno scenario come quello che Grillo pensa di mettere in atto, li rivoteranno, perché insomma se il Paese non è proprio sulla strada dritta verso il futuro. Grazie Nino, vedremo. Giorgia, prego. Sì, no, forse non mi sono spiegata bene prima. Quello che intendevo non era Grillo nel particolare, ma il risultato delle elezioni, il fatto che siano emersi 3 partiti, di cui Grillo che è venuto fuori praticamente dal nulla, dal nulla, esatto. Sì. Penso, cioè, ho provato a dare un'interpretazione di questo, sempre seguendo il filo logico del professor Rizzo. Sì. Non era un... Perfetto, no, me l'abbiamo capito bene, grazie Giorgia. Prego Giacomo. No, innanzitutto è una questione sull'ideologia. Sì. Io ad esempio non credo che sia finito il tempo delle ideologie, cioè credo semplicemente che le ideologie così come si erano cristallizzate nel Novecento siano state sostituite da nuovi sistemi di valori che oggi vanno a concretizzarsi in movimenti come Grillo, eccetera, ma anche l'Europa stessa è una manifestazione di una nuova forma ideologica. No, volevo fare una considerazione invece sul Movimento 5 Stelle. Il problema che ci si pone ultimamente è il fatto che si è creata una distanza fra paese reale e il paese legale, cioè fra il cittadino e l'istituzione. Ecco Giacomo, questa distanza, approfondiamola, cioè voi sentite i partiti aperti alle vostre esigenze, alle vostre necessità, cioè i partiti sono aperti o sono delle lobby di potere? Beh, posso fare 2 considerazioni. Prego. La prima è mia personale, io riscontro le mie idee, i miei pensieri all'interno di un partito, di conseguenza io l'ho votato, quel partito, quindi io sono rimasto all'interno del sistema, per così dire, partitico. Però i risultati delle elezioni hanno dimostrato che una larga parte della popolazione invece ha sentito fortemente questa distanza fra l'istituzione e anche il partito politico come istituzione e il sé cittadino, e di conseguenza sono andati a votare Grillo, che sembrava una novità, che sembrava ridurre quella distanza che c'è fra paese reale e paese legale. Quindi c'è questa distanza, Giacomo. Quindi la gente la percepisce. Io personalmente, ripeto, ho ritrovato le mie idee in un partito. Ora, io non so se Grillo farà bene o farà male, non so se la sua azione di governo sarà positiva o negativa, non lo so, non conosco neanche molto bene il partito, però sicuramente la percezione che avranno le persone sarà, che l'hanno votato ma in generale, sarà la riduzione di questa distanza. Grazie Giacomo. C'è un'altra telefonata da casa? Prego. Buonasera. Sì, buonasera, sono Pietro Salerni. Prego. Dunque, io volevo dire il mio concetto. Cioè che in Italia purtroppo non è che ce l'hanno con la destra o la sinistra. Sì? Senti il bombo, un attimo che abbasso il telefono. Sì. Sì. Cioè il discorso è questo qua, che una persona arrivata già a 60-70 anni, cosa vuole? Andare in pensione e farsi la sua vecchiaia in santa pace. Sì, quindi abbiamo persone che hanno quell'età che vogliono governare l'Italia. Mi spiegate come fanno? Quindi ricambio generazionale? E ricambio generazionale questo indubbiamente, perché poi sulle ideologie io voglio capire, quando uno parla di lavoro, esiste la destra o la sinistra? Ma io infatti prima ho cercato di capire, ma insomma, non è che abbia capito moltissimo, comunque. In che senso? No, nel senso ho posto la domanda proprio per cercare di capire quali erano le differenze tra
tra il PD e il PDL dal punto di vista dei contenuti, che talvolta sfuggono, penso, un po' a tutti. La ringraziamo. Ok. Molte grazie, arrivederci. Arrivederci. Benissimo, prego Mattia. Allora, se il Movimento 5 Stelle è il partito di un comico, è quello che ha preso più voti di tutti, questo significa, oltre al fatto che abbiamo visto l'ingresso dei tecnici in politica, che la politica è in crisi, quindi questo significa che i politici hanno fallito e quindi chi ha fallito è giusto che debba andare a casa, è giusto che si disintossichi, che esca dal Parlamento e che non ci rimetta più piede, punto. Quindi il fatto stesso che Grillo sia stato votato implica il fatto che la politica ha fallito e che la gente che ha fallito non deve più restare in Parlamento, ma deve tornarsene a casa. Punto. Mattia, grazie. Volevo sentire il professor Cucchini su una questione. Questa cosa qua che emerge mi sembra chiara. Il ricambio, la questione generazionale e, non ne abbiamo parlato ma la metto io lì sul tappeto della discussione, emerge anche una volontà da parte del Paese di trasparenza, di pulizia, di eticità, di morale, no? Ne abbiamo viste di cotte e di crude in questi anni e credo che da mo' che la vediamo di cotte e di crude e questa è anche forse una spiegazione più profonda, diciamo. Ora però, detto che tutto questo è comprensibile, è giustificabile, professore, dalla crisi si esce con l'etica o con riforme economiche? Beh, insomma, l'etica serve sempre, anche per fare le riforme economiche e anche per fare le riforme economiche serve una visione ideale o ideologica, se volete. Monti, per me, ha fatto una serie di azioni magari necessarie per risanare i conti, ma che hanno colpito tutto il ceto medio-basso. E questo non mi si può dire che non è una cosa ideologica. Non ha toccato i ceti più privilegiati, se non con qualche chiacchiera. Però io due cose vorrei dirle, perché i suoi ragazzi sono brillantissimi, lanciano in mezzo alla stanza un sacco di suggestioni e dopo si fa fatica. Prego. La prima cosa, dicono che non c'è l'ideologia, o comunque laddove ideologia intendiamo una visione più o meno strutturata dei pensieri politici, poi in realtà quasi tutti quelli che prendono la parola si potrebbero collocare da sinistra a destra e sistemarli dentro le ideologie classiche dell'Ottocento, perché in realtà un conto è dire sono del PD, sono del PDL, un conto è dire sono di sinistra e di destra, sono due cose molto diverse. Il giudizio sui partiti politici che io ho è pessimo quanto quello del 90% degli elettori, ma ciò non vuol dire che non esistono distinzioni. La seconda cosa che vorrei far notare è che anche tra loro esiste la leadership. Perché ci sono ragazzi che hanno parlato una volta, ragazzi che hanno parlato tante volte, ragazzi che sono stati zitti e nessuno ha bloccato i ragazzi che stavano zitti. Quindi c'è in questa microcomunità ci sono ideologie, c'è chi è portato per comandare, chi è portato per stare più quieto. E sarei anche curioso di sapere, per esempio, con quale criterio i ragazzi scelgono i loro rappresentanti di classe e di istituto quando vanno a votare. Va bene, bella provocazione, la reazione dei ragazzi è emblematica. Però per continuare il filologico, Simone Bressan, io credo, ripeto, che ci sia questa esigenza, come giustamente sottolineava anche il professore, di morale, no? Di pulizia. Anche questo aspetto del movimento grillino, che non si può andare in televisione, è un aspetto che ha anche di morale, insomma, no? Ecco. No, ma vagamente, insomma. Ora, il Paese ha bisogno di riforme economiche per ripartire. La morale, siamo tutti d'accordo che è necessaria, ma insomma non può essere una scappatoia semplicistica quella per dare invece delle risposte un po' più complesse. Cioè, voglio dire, il Paese avrebbe bisogno di riforme economiche strutturali e si pensa di risolverla con l'onestà, che è sicuramente un prerequisito assolutamente necessario e auspicabile, ma è sufficiente? Credo che l'onestà e l'etica in politica siano una grande infrastruttura, comunque, ok? Prima Andrea citava altri periodi della nostra storia in cui c'è stata una forma di protesta verso la politica, diceva non c'è mai stata così forte, per esempio sul tema dei compensi. Un amico mi ha fatto leggere pochi giorni fa un editoriale del Corriere della Sera del 1993 in cui si parlava dei soldi dei partiti, ok? Lì c'era il tema del finanziamento pubblico dei partiti, il tema del finanziamento illecito dei partiti. Sì. Ciclicamente questo tema riemerge. È evidente che non è un dato strutturale del nostro sistema, cioè non è che riducendo la paga ai parlamentari avremo processi più brevi, autostrade migliori, scuole migliori e via di questo passo. Però è anche vero
che gli stessi parlamentari che ci hanno chiesto a lungo sacrifici avrebbero dovuto dare il buon esempio dimostrando di essere i primi a mettersi in gioco. E poi esistono nel sistema squilibri incredibili. Io non credo sia giusto, dico soltanto questo, che il sindaco di una grande città come Udine o come Trieste guadagni molto meno di un parlamentare che magari va a Roma 2 o 3 giorni a settimana, quando riforme, no? Questi sono sindaci che stanno sul territorio e si assumono responsabilità 24 ore al giorno. Ecco, anche su questo tema forse è utile ragionare. Ultima cosa, è vero che discutiamo dei loro compensi perché siamo stupiti dalla loro incapacità. Venivo qui in macchina prima, ascoltavo Radio 24, parlavano del primo ministro di Singapore che guadagna 3 milioni di euro l'anno. Nessuno si chiede se guadagna poco o tanto, perché tutti ritengono che se li meriti. Di riforme e di moralità insieme, mi sembra di capire. Bene, possiamo andare in pubblicità, a tra poco, grazie. Buonasera, continuiamo a parlare di politica, la parola a Tommaso, prego Tommaso. Allora, innanzitutto volevo rispondere a lui che ha detto... A lui chi? Al ragazzo... Stefano, sì. Stefano? Stefano, sì. Volevo rispondere a Stefano appunto che ha detto io perché devo votare Grillo, perché urla nelle piazze. Allora, intanto nessuno vota Grillo, ma si vota il Movimento 5 Stelle e Grillo è solamente un garante. E seconda cosa, io non ho capito questa grande sorpresa che tutti hanno avuto nei riguardi appunto della vittoria del Movimento 5 Stelle, osservando che cosa ha fatto il Movimento 5 Stelle come primo punto, quello che è successo in Sicilia. E, sinceramente io me l'aspettavo e non capisco perché la grande sorpresa... Cioè la restituzione di parte degli stipendi... dei contributi e l'abbassamento dell'85% degli stipendi ai consiglieri. Benissimo, posso cogliere la tua osservazione per dare la parola alle Russi e fare la stessa domanda che ho posto prima. Insomma, vedete come emerge questa necessità di trasparenza, di chiarezza, eccetera. Io ripeto, capisco, così ci ragioniamo insieme, io capisco, è giusto, però mi sembra troppo poco, nel senso che il paese, se vogliamo raccontarcela ce la raccontiamo, però è bello, è sintomatico, è condivisibile, ma l'economia riparte quando ci sono delle riforme importanti e tutti sappiamo che queste sono condivisibili ma purtroppo non sufficienti. Quindi rifaccio la stessa domanda alle Russi sulla certo. questione... Lei ha perfettamente ragione quando uno dice è troppo poco che una persona sia onesta e una persona prenda il giusto, cioè sono requisiti che chiediamo all'insegnante a scuola, certo, all'amministratore di condominio, a chiunque con cui ci rapportiamo. Il punto è che abbiamo raggiunto un livello tale per cui giustamente la gente ci chiede almeno questo primo prerequisito per poi poter diventare credibili. Perché nessuno crederà a chiunque appunto propone una riforma delle pensioni e ha un vitalizio o chiede un sacrificio perché la situazione economica è effettivamente difficile, ma lui è il primo che questa situazione non la sente perché ha uno stipendio sproporzionato, diciamo, rispetto a quello che è la media. È vero che è troppo poco, però siamo arrivati a un punto che la politica deve pagare un prezzo più alto di quello che sarebbe normalmente per rientrare in gioco, per poter essere credibile, se no il voto al Movimento 5 Stelle è ma siamo perfettamente d'accordo, io sempre per ragionare insieme. Il Paese ha votato contro il finanziamento pubblico dei partiti ed è stato tradito un voto e quindi gli errori dei partiti si ripercuotono. Poi dal punto di vista dell'economia i partiti occupano sanità, teatri, banche, televisione, tutto quello che possono occupare. Ora la domanda è, la faccio a tutti voi quattro, si risolve chiedendo al politico la buona volontà, la trasparenza, l'onestà o fuori i partiti dagli enti? Cioè la domanda è etica o riforme strutturali o tutte e due? Andrea Lerossi. Ma assolutamente tutte e due. E poi l'altra questione quindi siete favorevoli a fuoriuscire dalle municipalizzate? Assolutamente, ma è tra l'altro è tra le proposte che anche il PD nazionale ha fatto, soprattutto allora ho capito, dai, no, allora siamo d'accordo. Mi sa che l'altra parte del partito non è molto d'accordo, però dai, se siamo onesti. Simone. Smentiamo questa questione delle divisioni, sono d'accordo con lui. Vedi, governo di unità nazionale se la facciamo qua a Telefriuli, professor Cucchini. No. Allora, speriamo di no. Io tifo a favore, sia chiaro. Io non ho detto no, comunque. Sempre sul tema etica e riforme. Prego? Sempre sul tema etica e riforme. Sì. Sì, assolutamente, riforme devono avere una base etica e fuori i partiti a tutto ciò che non c'entra. Io su questo... E cos'è che non c'entra? Beh, allora, in Parlamento bisogna fare le leggi e le città vanno governate. La RAI pubblica o privata?
A parer mio la RAI dovrebbe essere privatizzata per 2 canali, tenere un canale pubblico, non vuol dire... Ferrovie o poste? Un momento, non vuol dire regalarla a Berlusconi, qualcuno Sì, di quelli che ma ritiene un sacco, quello sennò- certo. Ecco, Ferrovie o poste, fuori o dentro? ferrovie o poste, fuori o dentro, l'importante è salvaguardare l'essenzialità dei servizi. Non mi faccia politicamente No, anche cioè lei. voglio dire, il problema non ho capito no, la risposta. allora, Io, la se lo risposta capisco è, io, l'importante è che poste e ferrovie funzionino. Anche se come Berlusconi. E fin qua. Dopodiché, se la gestione è privata o pubblica, questo è secondario. Aggiungo una cosa: sanità e scuola pubblica. Mi dispiace. Scuola So che privata. su questo Nino. tanti non sono d'accordo. Questa seconda parte mi va benissimo, sanità e scuola pubblica. Sì. Ma io direi anche tornare a un Trenitalia serio, con una presenza dello Stato un po' Dei migliore. partiti, Nino? No, fuori dalle banche, questo senz'altro. Si può controllare bene come funziona una banca, credo anche da fuori, e da certi posti dove proprio io che ho 60 anni leggo e scopro delle cose incredibili, non avrei mai pensato che potessero infiltrarsi in simili cose, facessero politica, no? Rappresentassero me che li ho votati. No, economia, intrallazzi e cose del genere. Quindi, però, insomma... Qualche riforma va fatta, però mi sembra di Però capire. io sono per un po' di più Stato e un po' meno di privato. Ancora Però, Nino, ci tengo a questa cosa io qua. sono dell'idea che lo Stato significhi partiti, però sono 2 posizioni che conosciamo, insomma, no, dal punto di vista del dibattito politico. Davide? Volevo rispondere un attimo Prego. sulla questione del Movimento 5 Stelle. La questione del Movimento 5 Stelle è emblematica, molti giornalisti l'hanno sottolineato, perché non è tanto una scelta politica, è più una scelta apolitica. Ci siamo una parte di italiani, quasi metà, tra 25% di astensionisti e 25% che ha votato Grillo, poi ritorniamo sulla questione, che ha detto no alla politica tradizionale, no alla politica. E riguardo tu hai detto il Movimento 5 Stelle, se io voto... Se io voto Movimento 5 Stelle non voto Grillo, è solo un garante, ma io nelle piazze, i comizi ho visto Grillo, non ho visto il Movimento 5 Stelle, tantomeno i suoi deputati, ne ho visti ben pochi, cioè la visibilità mediatica è su Grillo, i giornali citano Grillo, non citano loro. I giornali possono citare Grillo, però non è vero che i suoi deputati, come tu li chiami, non c'erano, perché se tu magari hai votato quest'anno, non so quanti anni è, bene, neanche Come io. ti chiami? Non mi ricordo mai. Tommaso. Tommaso, scusami, quando c'è stato lo scandalo della banca, insomma scandalo, la scoperta dell'acqua calda, sono andati in 2, Giannino e Grillo a fare una bella protesta. Grillo ha detto Banca Nazionale di Stato, Giannino ha detto fuori i partiti dallo Stato. Tu da che parte stavi? Non lo so. Non lo so, però hai votato Grillo. Bene. No, non ho votato niente perché non Ah, posso. no, Però ok. se posso finire di rispondere a lui, non è vero, perché se tu comunque ti sei informato, hai visto, i deputati e quelli che sarebbero stati poi deputati a diventare consiglieri o quant'altro erano ben presenti sulle piazze. Benissimo. Prego Aurora. Sì, ma Grillo aveva detto anche 55% nel mio partito ci saranno donne, a Udine qua non ne ho visto neanche una, e quindi questo doveva far riflettere molto a chi ha votato lui, soprattutto le donne, perché siamo brave, capaci, abbiamo anche una testa, anche un'intelligenza, possiamo mandare avanti anche noi il paese benissimo. E volevo dire anche un'altra cosa prima. Come dicevo prima, bisogna vedere un attimo il perché hanno votato Grillo. Tanti miei amici a scuola, ma anche gente incontrata, quando ho chiesto chi avete votato, loro mi hanno detto abbiamo votato Grillo per protesta, per far capire ai nostri politici che se ne dovevano andare a casa. Quindi io dico, ma bisognava veramente arrivare a votare una persona che magari non si vuole, che non ci sentiamo rappresentati da questa persona, per sottolineare l'incapacità dei nostri politici precedenti, che adesso ce lo dobbiamo tenere sto Grillo nel bene e nel male. Sì, no, io volevo rispondere giusto a un paio di cose, intanto dicendo che comunque è stata eletta un candidato del 5 Stelle, 25 anni, donna in Parlamento, quindi riguardo a questo punto qui. Poi, secondo me Grillo com'è? No, donne a Udine, al di là di questo tu hai menzionato il Movimento 5 Stelle, ti sto parlando a livello nazionale. Al di là di questo,
vorrei sottolineare che Grillo è la manifestazione di un paese e di una grande parte di italiani che effettivamente non si riconoscono in quella che è la politica odierna. Forse c'è un problema e c'è una riflessione che va fatta alla base, quindi i partiti effettivamente non sono più in grado di rappresentare una grande parte degli italiani. È vero. Su questo io poi vorrei tornare su un aspetto fondamentale del 5 Stelle che mi ha colpito personalmente e che è la partecipazione attiva. Quindi si dice, sì, la politica cos'è? Per ricollegarmi anche al primo argomento, la politica è cosa di tutti, quindi tutti hanno il mestiere del politico, tutti hanno l'obbligo di occuparsi di politica, non solo il professionista. Poi chiaramente chi ha i mezzi e gli strumenti per farlo, chiaramente ha anche il compito di coordinare il lavoro, però ovviamente la politica nessuno si sottrae in democrazia, citando la Costituzione, l'articolo primo, la sovranità appartiene al popolo, tutti fanno politica anche in questo senso, e questo io riesco a vederlo attraverso il 5 Stelle che pur avendo molti aspetti negativi, molte lacune, però c'è questo aspetto che insomma dici tu. Perfetto, grazie Nicolò. Sì, volevo un attimino distaccarmi da questa tematica qua e fare una domanda al rappresentante del PD. Silvio Berlusconi proprio ieri ha detto che bisogna assolutamente garantire la governabilità del Paese in questa situazione. Ecco, si parla tanto di questo incubo Bersani, poiché voi non avete ancora la maggioranza e dovrete assolutamente entrare in coalizione con qualcuno. Lei ovviamente non mi può dare una risposta certa, ma pensa che voi vi alleerete con Grillo oppure con il vostro, diciamo, più acerrimo nemico Silvio Berlusconi? Ma penso, se posso rispondere, la posizione che abbiamo adottato è molto chiara, cioè nel senso che non si farà nessun accordo con il PDL e con Berlusconi. La proposta che faremo però, perché i numeri evidentemente non ci sono, in particolare al Senato, sarà quella di andare in Parlamento proponendo 5 provvedimenti di carattere semplice e chiaro su costi della politica, lavoro e magari riforma anche della legge elettorale, e vedere se lì in Parlamento, in particolare rivolgendoci a quelli che sono i parlamentari eletti da Grillo, ci sarà o meno la maggioranza. Se non ci sarà, si torni al voto, cioè questo è molto chiaro. Grazie Lerussi. Prego. Quindi non opterete per un governissimo? No, questo è almeno, io non lo posso garantire al 100% come hai detto tu, però la richiesta che viene dalla base dei nostri territori e quello che io so, insomma, che a Roma stanno decidendo è su questa Grazie Lerussi. Abbiamo anche una telefonata da casa. Prego, buonasera. Pronto, buonasera. Intanto complimenti a tutti i ragazzi perché veramente per quanto giovani siano... Sono bravi? Sì, sono abbastanza giovane anch'io ma non sono neanche informata quanto loro. Prego. Niente, io volevo più che altro fare appunto una domanda proprio ai ragazzi, insomma, che continuano appunto a dire che questo Grillo, insomma, Fai pure la domanda. Sì, niente, appunto volevo sapere per quale motivo hanno escluso del tutto Berlusconi, per quanto insomma ci sa le vecchie vicende, ma volevo sapere se c'è qualcuno che per caso ha pensato che per quanto come persona non sia una persona appunto una buona persona, ma sia una persona che sappia bene o male governare almeno. Grazie, molto gentile. Allora, visto che poi qua adesso stiamo entrando in dibattito, diciamo, più partitico, politico che su, diciamo, grandi sistemi. Uno che risponda, che dica la sua, Stojan, secco, veloce, dopodiché cambiamo tema. Allora, la mia risposta perché il PD non potrebbe mai collaborare con Berlusconi e perché neanche io non sarei mai d'accordo su una roba del genere, che è molto probabile che ci proverebbe con lei. Perché è minorenne dalla voce, quindi molto probabile ci proverebbe con lei. Ho capito. Va benissimo. Io volevo cambiare un altro tema e secondo me ai ragazzi bisogna fare vera educazione civica. Bisogna spiegare agli studenti che cosa sono i partiti politici. Dopo la pubblicità. Buonasera, potremmo farne credo 3-4 di puntate su questo tema, mi sembra di essere in classe. Ora,
detto questo, ci sono dei bellissimi libri dove si spiega cos'è la politica, cos'è la Costituzione, eccetera, ma non compare mai la vera dinamica dei partiti politici. Ci sono molte parole, molti testi costituzionali. Io sono uno politicamente scorretto che è anche un insegnante e cerca di spiegare la realtà delle cose fuori di metafora ai ragazzi. Io chiedo ai due rappresentanti politici sincerità. Come si fa, Lerus, sincerità, come si fa in carriera politica all'interno dei partiti politici? C'è meritocrazia, ci sono altre logiche? Come può un giovane approcciarsi con fiducia al mondo della politica? Allora, premesso che la domanda più difficile è quella se c'è meritocrazia, perché ce n'è probabilmente poca, dovrebbe essercene di più. Per quanto riguarda invece l'altro aspetto a cui è più facile rispondere, all'interno del PD fare carriera politica vuol dire impegnarsi e perdere del tempo, appunto, perdere delle serate per fare riunioni, parlare con le persone, girare un po' il territorio, eccetera. È una cosa accessibilissima, perché sembra che sia un muro, un altro luogo, un altro posto, un posto inaccessibile, diciamo, al cittadino. Questo non è vero, perché prima si parlava di professionisti, la parte di professionisti all'interno del PD della provincia di Udine penso sia limitato a quei pochi parlamentari e consiglieri regionali che ci sono. Ha ragione, se io le dico che dei partiti è pieno di peones, dico una cosa tanto sbagliata? Dipende a che livello, di peones. A quel livello si riferisce. Diciamo. Riferisco, grazie Lerus. Simone Bersani. Meritocrazia poca, ed è fondamentalmente dovuto al modello elettorale, che poi i partiti interpretano ovviamente nel modo sbagliato, perché come spiegava prima il professore tutti i sistemi possono essere usati bene o male. Questo delle liste bloccate, almeno per quel che riguarda il mio partito, è stato usato molto male. Come si entra nella vita politica del partito? Beh, si suona un campanello di una sede sperando che qualcuno apra, si entra e si inizia a partecipare. Io ho iniziato così, ho perso molto tempo, ho investito molto tempo, credo che la regola dovrebbe essere che si fa carriera per meritocrazia, perché si hanno idee da spendere. La realtà è che purtroppo non sempre questo accade, anche per semplificazione si fanno molto spesso carriere per amicizia, per legami e per convenienza. È giusto che i ragazzi lo sappiano, non perché devono scappare da questa situazione, ma proprio perché devono entrarci e provare a cambiarla, perché più forze fresche entreranno, più competizione ci sarà, più ci sarà però possibilità devono sapere che devono lottare sostanzialmente. Devono sapere che non trovano un ambiente competitivo pronto ad accoglierli, questo no. Anche per... Prego Nino. Una piccola idea. Prego. Prima fare volontariato sul territorio, dopodiché si può anche non suonare a nessun campanello. Ho capito. Professore? Allora, un inciso prima di tutto per il giovanotto con la maglietta Bordeaux. Come ti chiami, scusami? Max, scusami Max. È vero, la sovranità appartiene al popolo, l'articolo 1 della Costituzione, che però poi continua, che lo esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione. È un inciso che non bisogna dimenticarlo, vuol dire che il popolo non fa quello che vuole e ci sono delle cose, dei principi dello Stato democratico che non sono disponibili neanche dalla maggioranza della volontà popolare. C'è il principio, per esempio, del rispetto e della tutela delle minoranze. Quindi completiamo l'articolo. Come si fa carriera nei partiti politici, professore? Nel modo peggiore, probabilmente. Oh, là, finalmente ciò. Come si fa carriera nei partiti? Beh, innanzitutto tutte le realtà complesse, lo dicevo prima, i ragazzi hanno un po' ignorato la provocazione, hanno comunque una vocazione all'elite e alla leadership. Ecco. C'è sempre qualcuno che cerca di scalare. Che la sa più lunga di te. Ed è sempre stato così. Non mi ricordo quale scrittore ha scritto che il primo pesce che si è trascinato sulla terra diventando anfibio era il primo arrampicatore sociale della storia, no? Sostanzialmente. Quindi questo, la vocazione alla leadership c'è sempre. La politica è qualcosa che dà, per chi la fa, soddisfazione a una serie di bisogni personali. Uno, il senso di appartenenza. Due, il senso di essere in un gruppo e di contare in quanto si è parte in gruppo. Tre, il senso di comandare. 4. Il senso di sviluppare un progetto. Ciascuno ha la sua motivazione, buona o cattiva che sia. La politica, più che una materia, è un contesto e purtroppo in questo contesto, se non ci sei lì costantemente, finisce che il meccanismo spietato ti emargina, e quindi non fai carriera ma rimani attaccato ai manifesti. Mi sembra un'analisi, professore, molto lucida. Aurora? Prima si parlava, proprio lei diceva
come noi eleggiamo i nostri rappresentanti di classe, di istituto e così via. Io sono rappresentante di istituto ma anche di consulta e anche noi siamo una piccola politica. Quindi lei accaparra cariche. No, ma io sono pulita. Vabbè, dicono tutti così. Però comunque, volevo chiarire un fatto. Come succede quando noi votiamo i rappresentanti di classe soprattutto, perché di istituto e di consulta è ancora più diverso. Di classe funziona che qualcuno dice voglio fare io, boom, è l'unico o l'unica, allora si vota lui o lei. Cioè, non ci interessano le capacità, non vediamo niente, non abbiamo cosa scegliere, cioè, è una persona che si è eletta. Invece, per esempio, di istituto o anche di consulta è differente perché c'è gara, c'è competizione, ognuno mette, diciamo, su una lista, come fanno i veri politici, diciamo, e da lì poi devi essere capace a mantenere quelle parole sul foglio. Quante donne al Cecconi? Beh, quest'anno 2 rappresentanti di istituto sono femmine, quindi siamo toste. Ma lei cosa ha fatto per essere eletta? Come ha fatto la campagna elettorale? Quali argomenti? Quali motivazioni? Allora, quest'anno, questo è il 3° anno mio, però comunque quest'anno abbiamo cambiato formula perché comunque ci stava di modificare i sbagli che l'anno scorso i rappresentanti avevano fatto. Allora io anche, dicendo la verità, ho approfittato dei loro sbagli e allora ho messo su una lista imparano differente. presto, no? Sì. Imparano. Ha detto tutti a casa. Giustamente essendo anch'io tutti a casa. Giustamente essendo anch'io alunna, quindi so cosa voglio magari da un rappresentante di istituto, quindi cerco quei punti mi lì hai di dato uno attaccare. spunto eccezionale. Professor Cocchini, questo tutti a casa, questo vaffa, diciamo, liberatorio, questa grande, in realtà non può nascondere in realtà una grande necessità di rancore sociale da sfogare e una grande volontà di emergere di gente rabbiosa che vuole sfogare diciamo così, delle rabbie, dei rancori e in realtà diventare a sua volta potente lei. Sì, questo è forse un dato della particolarità storica italiana. Sì. 20 anni fa un illustre storico, Massimo Salvadori, ha scritto un libro che si chiama Storia d'Italia e crisi di regime, in cui lui cercava di spiegare, e quello che è successo domenica scorsa si inserisce in questa vicenda, che l'Italia non ha mai conosciuto una pacifica evoluzione modello britannico o modello Stati Uniti con alternanza al governo serena, ma c'è sempre stato un blocco di potere al governo. Chi non faceva parte di quel blocco di potere era, tra virgolette, cattivo e delegittimato, fossero i comunisti, fossero gli antifascisti. Anche adesso mi sembra, professore. Esatto, o come adesso. E perciò l'alternanza è sempre un momento drammatico e traumatico di rottura. Dobbiamo crescere ancora come esatto. paese, dobbiamo ancora crescere un po'. Non lo so, questa roba qua la vediamo dal tempo della crisi dei 30 tiranni dell'impero romano, quindi forse ormai anche un dato stabilizzato, diciamo. Perfetto. Le Russi, questo vaffa generale in realtà non può nascondere la volontà di emergere di questa piccola borghesia molte volte, perché poi se andiamo a analizzare che chiede spazio... Ma penso che non sia un dato però del cittadino medio che si impegna nel Movimento 5 Stelle, perché io conosco molte persone, diciamo, del movimento che si impegnano in maniera normale come potrebbero impegnarsi in un partito e si occupano direttamente di temi specifici. Il problema è che secondo me dietro il movimento, appunto, l'abbiamo detto prima, ci sono probabilmente ad altri livelli delle persone che sfruttano questo movimento con le finalità che lei dice, insomma, di creare un problema generalizzato, anche di rivalsa, diciamo, proprio anche individuale e fare un interesse proprio, insomma. Prima è stato citato Casaleggio, insomma, cioè, quella è una cosa che non possiamo nasconderci, voglio dire, di come funziona quella parte del movimento. Poi c'è giustamente chi si impegna e va rispettato, però c'è anche quello, insomma. Perfetto, un'altra telefonata da casa, prego. Buonasera. Pronto, buonasera, sono Claudio. Prego. Senta, io sono un ragazzo degli anni 70, vale a dire che negli anni 70 avevo più o meno l'età che hanno adesso i ragazzi che sono presenti in studio. Negli anni 70 i partiti politici erano organizzati soprattutto a livello periferico, a livello di cittadine, di paesi, in sezioni, in circoli, ed erano abbastanza vicini alle persone, nel senso che una persona che aveva un problema, oltre che a bussare alla parrocchia, tante volte bussava anche alla sezione dell'ADC o a un circolo del PC,
così ai Prego. ragazzi, a voi, Prego. ma voi sentite la vicinanza di questi partiti adesso o li vedete solo come un'entità lontana, un'entità diciamo solo presente in televisione? Perfetto, molto, molto ficcante questa domanda, grazie. Prego Andrea. Non li sento vicini né cerco di sentirli vicini. Neanche cerca. Altri che vogliono intervenire, vi sentite vicini ai partiti politici oppure... Prego Aurora, o anche altri, Sinceramente no in questo momento. Come dicevo prima, cioè, noi abbiamo bisogno in quest'era, cioè nel nostro presente, abbiamo bisogno di non tante parole o cose scritte, cioè, dobbiamo passare subito alle dimostrazioni perché è questo che manca alla politica ed è per questo che la gente non sopporta più i politici proprio. Ho capito. Professor Cucchini, cosa ne dici di questo dibattito? Io sono ammirato dalla preparazione dei ragazzi, non lo dico per così suonare il violino in loro presenza, anche perché non mi si confà. Credo che abbiano forse bisogno, ma questo è normale, vista la loro giovane età, di registrare un po' i concetti fondamentali. Però questo si spera naturalmente che col tempo la passione permanga. Perfetto, i ragazzi sono, lo dico sempre, i ragazzi sono molto più preparati e consapevoli di quello che la vulgata presenta sui media e anche tra la gente. Io credo che veramente potremo fare tantissime puntate su questo tema, non solo perché siamo alla fine delle elezioni e quindi il tema è caldo, ma perché in realtà cova, a mio avviso, molto presente la volontà di partecipazione e di interesse. Forse il mondo dei partiti e della politica è troppo distante e sarebbe ora di cambiare. Io penso che dovremo a breve bissare questa puntata perché i temi sono davvero molti. Vi ringraziamo, ci vediamo giovedì prossimo sempre a partire dalle 9 per la sesta puntata di Effetto Friuli Giovani. Grazie.